piaci, oh mi piaci, ti prego, non vivo più senza te, anche se con la vacanza in Salento ho fatto un giro del Ferragosto Rivignanese ormai le porte, sarà un weekend tutto da vivere, un weekend tra l'altro lungo perché Ferragosto cade di sabato, dunque si inizia già il giovedì con un guarda che stella anche quest'anno che propone un menu tutto da gustare. È rinnovato come del resto ogni anno, chiaramente abbiamo avuto qualche defezione, però si sono aggiunti altri ristoranti. Abbiamo una grossa novità che è data dal fatto che il gruppo giovani si è unito alla Proloco di Rivignano, quindi quest'anno abbiamo forze nuove, giovani con tante idee, tanta voglia di fare. Proporremo diversamente dagli anni scorsi dei momenti proprio dedicati ai giovani, alla musica giovane e a tutte le loro iniziative. Comunque ci sono anche quest'anno tanti ristoranti con piatti veramente, cioè, almeno sulla carta, eccezionali. Poi tra l'altro permettimi, no? Questa possibilità di gustare a chilometro zero le tipicità del territorio. Indubbiamente è sempre stato il live motive della manifestazione. C'è veramente tanta cura nella preparazione dei piatti, poi il prezzo assolutamente popolare che soprattutto in questi periodi è un punto di forza della nostra manifestazione. Ci auguriamo comunque di avere veramente tanta gente, considerato gli esiti un po' chiamiamoli incerti degli anni scorsi, dovuti purtroppo al tempo che non è stato favorevole. Le belle giornate che ci stanno accompagnando ci fanno sperare bene, quindi insomma ci auguriamo veramente di avere quest'anno tanto afflusso, perché è una manifestazione che merita di essere vissuta e soprattutto tutta la gente che ci mette tanto impegno, tanto tempo e volontà merita di avere un rientro di questo tipo, almeno la gratificazione di avere riconosciuta il forte impegno e la volontà di dare qualcosa non solo al paese ma a tutto il circondario. Ecco, si inizia, ricordiamo, giovedì 13 agosto per andare poi a chiudersi il 16. Il 16 sarà il clou, nel senso che avremo un complesso eccezionale che già negli anni scorsi ci ha portato tanta fortuna, che abbiamo in qualche modo lanciato. È un gruppo che coinvolge sia i giovani che persone di una certa età. Ci auguriamo veramente di fare il botto quest'anno. Ce lo auguriamo, ripeto, per tutta la gente che ci mette tanto impegno e tanta volontà e tutti i ristoranti che si prestano anche loro a rendere la causa. Esatto, a rendere particolare questa manifestazione. Senti, ricordiamo che un po' il clou dell'evento sarà la piazza di Rivignano, parcheggi se ne trova, come si dice, a vagonadis. Sì, il parcheggio non è un problema. Il problema di oggi è parcheggiare a 2 metri, però ricordiamo che un po' di moto non guasta e quindi anche se uno di metri ne fa 10, tutta salute, magari mangia anche qualche piatto in più. I ristoranti con i loro menù veramente meritano di essere valutati e provati in tutte le pietanze che propongono. Anche la Proloco quest'anno si rinnova leggermente, nel senso che avremo un gazebo dedicato alla birra, quindi la birra con una birra anche particolare. Che birra possiamo dire anche della zona? Diciamo che è birra della zona. Quest'anno abbiamo una birra che è la birra della Casa Reale Bavarese,
che verrà presentata, che verrà portata, quindi gli estimatori della birra, e comunque questo caldo senz'altro gioca più a favore della birra, anche se noi poi abbiamo una fornitissima enoteca con vini del Collio e vini locali di un livello, oserei dire, abbastanza... Posso garantire che insomma la qualità è buona, è buona. È ottima, quindi veramente abbiamo tutti gli ingredienti per una manifestazione di successo e che merita di essere valorizzata. Ecco, noi tra l'altro mentre stavamo facendo l'intervista con te mostravamo le immagini dell'ultima edizione, quella del 2014, come tu hai sottolineato, un po' tra parentesi rovinata dal maltempo, però questo diciamo ha anche il senso di venire a Rivignano, perché anche se c'è maltempo si degusta la particolarità, perché guarda che Stella non è una sagra ma bensì una promozione del territorio. Sì, indubbiamente, anche l'anno scorso, nonostante il maltempo, abbiamo avuto affluenza di gente che veniva dalle parti più disparate e veniva e si accontentava anche di mangiare un piatto di corsa, magari al riparo di qualche gazebo o di qualche sottoportico, pur di poter assaggiare veramente i piatti che erano presentati dai ristoranti. È una cosa che chi ha provato penso non possa mancare quest'anno. Quelli che non l'hanno provata sono invitati veramente, dovrebbe diventare un must di ogni anno in futuro, perché è una cosa preparata con tanta cura, tanto amore, e ripeto, quest'anno con la partecipazione e con l'aggregazione del gruppo giovani alla Proloco ci auguriamo che veramente di poter dare oltre ai piatti eccellenti anche un servizio migliore rispetto agli anni scorsi. Mario Anzi è il promotore di Tutti Uniti per il Friuli. Insomma, in questi giorni ad esempio Manzano e San Giovanni stanno proponendo una sorta di unione, anzi di fusione, ma con queste UTI che stanno scalpitando alle spalle, che praticamente annientano in un certo senso l'autonomia del Friuli. Oggi come oggi, che senso ha fare una fusione? Ma questa è una bella domanda, anche perché queste UTI, che sono delle mini province, una brutta trovata che la Regione ha avuto per spendere più soldi, perché costeranno molto di più e forniranno servizi peggiori, e come giustamente dicevi, per di più anche distruggere l'unità del Friuli. Ecco, questa brutta trovata in effetti tra l'altro svuota completamente i comuni, e quindi c'è da chiedersi se ha ancora senso fare una fusione, e noi che la fusione l'abbiamo fatta per primi tra Rivignano e Teur, allora avevamo avuto anche il plauso del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato, della Camera e di tanti altri. Ricordiamo Re Giorgio. Sì, a suo tempo il Presidente della Repubblica era ancora Giorgio Napolitano e scrisse una lettera di plauso al comune di Rivignano e di Teur, che si fondevano in un unico comune. Ora però c'è da chiedersi che senso ha cercare di creare un assetto istituzionale più snello, efficace, che fornisca servizi a costi minori, quando poi la Regione crea queste 18 mini province e quindi sperpera un mare di denaro, soldi nostri, tra l'altro soldi vostri, di tutti i cittadini, tra l'altro peggiorando i servizi. Quindi insomma un'amara constatazione di come in Italia, in questo caso in Friuli Venezia Giulia, le cose si facciano male e si eliminano i vantaggi di chi invece aveva provato a fare delle cose buone. Forse magari qualcuno pensa più alle poltrone romane, viene da dire. Ma può essere, in effetti questa creazione di 18 nuove mini province, accanto alle 4 province storiche che comunque restano perché non sono state abolite, è una vera e propria moltiplicazione dei pani e dei posti, quindi una moltiplicazione delle poltrone che evidentemente a qualcuno faranno comodo.